Manzano, organizzazione sindacale, traballadores, associos de pazientes e de cittadino si sono presentato sotto l'assessorato regionale della sanità in Casteddu per pedire a tutela del diritto a sa salute e risposta del governo regionale per risolvere in maniera concreta sos problemi della sanità de Sarda. A sa protesta hanno piccato parte Nursing Up Sardegna, CGL, UIL, FIALS, Nursing e FSI. Diego Murraccino, segretario de Nursing Up Sardegna, denunzia sa condizione de traballo mezzanas pro sa mancanza de personale, sul livello economico più basso desa media europea e nazionale, sin possibilità de disichire sa famiglia pro poder traballare. Sun questo sos problema de su personale in servizio che rendene sas professioni sanitarie poco agradessias. Una sanità de bona, sottolineano sul rappresentante sindacale, non si può deregolare pezzi supra son numeros. A su presidente Zurinas e a su consiglio regionale pedimos di apperere una mesa di confronto permanente. In mancanza di risposta, sos sindacato sono prontos a scioperare. In ses ultimi ardì su quadro politico sardo e mudau meda, mescamente pensando a San Regionales. Prima di tutto la derrota di Diego Corrias in su ballottaggio di Assemini che Mario Puddu, che ha vinto contro un candidato appoggiato da Partito Democratico e 5 Stelle che 1000 votos imprusi in una città di 20 chimbemizza residentes. Mario Puddu ha vinto in appoggio di ODC, Sardegna al centro 2020 e Riformadores, che si conferma a Saco desistaieda per la selezione regionale del Vrevario 2024. A questo punto la candidatura di Alessandra Todde a sa presidenza è in pericolo. A pusti sa morte di Silvio Berlusconi, che deve piannare sa sua in si seperu de su candidato a presidente per su centrodestra. Alessandra Zedda, che vi sa prima desa lista, deve decidere te vachere, o mudare partito andando in Fratelli d'Italia o ponere a banda sa candidatura. Infine, sos progressistas de Massimo Zedda, Francesca Aguirre e Francesco Agus sono tornando a boccare sa conca. Hanno compreso che in suo Partito Democratico non si comprende nulla e di un poter decidere di andare a sa sola. Segas sente del governo del Sambitu della Sardegna posta a correre 3 milioni di euro per riqualificare 2 chilometri dell'acquedotto Ianne Verro in Sartu de Nugore e Mamoiada. Sente e sta maniando l'intervento strutturale per tornare a nuovo a scondutta scolabrado del suo territorio, che in Iberru e mescamente in istiu costumano a si stampare a dell'umano della popolazione. Sostraballor finanziato in Sambitu di un progetto approvato su de Lampada sun sosprimor di uno scantos in salinea che serve sos comune de Nugore e Mamoiada. Semur favernande di un'infrastruttura bravicata in sos annos schimbanta, che mostra tutto sos annos schiate che non è sprusatretto de garantire un servizio de primore. Sono uso 6 chilometri interessato da esa condotta, che serviti Mamuiada, Orgosolo e Nugoro, in più su progetto previdi sa riqualificazione de su partidore de Monte Orruttu, da ube moghe sa tubazione che alimenta ta Mamuiada, vinza esponendo un sistema de telecontrollo desimpianto. S'ultimo fatto grave è scapitau in sistio de su 2020 in su mese di agosto che tutto usiamo spattiu. Su venidore della Sardegna su 2030 chimbe, idea nuova e progettos per ravvicare un mondo diverso. Questo sos obiettivo de sos scales anava vedà in Sarduardier de su forum dell'agricoltura in Sardegna, promovi organizzato da Coldiretti Sardegna in Villa Simius, in presenza di tutto su sistema agroalimentare. Sa situazione della Sardegna in su 2030 chimbe di fatti non pare desarmenzosu. A esse sempre di più un'isola spopolata e in crisi socio-economica. I sinteri de Sarduardia spartias in batto sessione de traballo hanno presentato su progetto de Viliera de Sardegna che, si sidiati sviluppare a maniera adeguata, di a poter dare un'impellida manna a s'economia nostra. Sul tema centrale del suo forum este per tocca sor modello nuovo de sviluppo pro s'economia sarda, mogende dai su settore agricolo e dai sar filieras produttivas. Sono stata a sprimar femminas polizzottar, ma si stori soro de 20 anni, dal 1961 a su 1981 sta barrata accubata pro medas annos a dispetto del suo ruolo di importo umano che anappia in su percorso pro s'emancipazione femminile in Italia. Un nuovo corpo dello Stato, la Polizia Femminile in Italia, è sul libro scritto da storica Liliosa Zara, pro contare s'entrata desar femminas in sa Polizia de Stato, pro medio di un corpo naschio innantis pro assistenza a sas prostitutas, a pustir desabolizione desar domosserrate.
elaboradas. E pros assistenza a sos pizzinnos orfanos e chi rappresenta un'esperienza innovadora in un contesto professionale che assuesa a Polizia di Stato, caratterizzato da una presenza maschile forte e in sos anni 60 e 70 maschilista meda. Su corpo l'anno sorti in su 1981 in più de 40 anni in sa Polizia di Stato e sti stau vattu meda, che in sa parità de genere pro entrare, che in sa progressione de carriera, che in sa condizioni contributivas. Certo, de camino binda galu meda de vachere. Su libro l'hanno presentato i riporteri in Nugora in curu desa sezione provinciale desa Sozio, Unione de sos Avvocados Sardigna, che in su patrocinio de su comune de Nugoro.